Onestamente sono un po' confuso, non so da dove cominciare. Parliamo di sabato scorso, parliamo di sabato prossimo, parliamo di Natale? Allora, con calma. Oggi celebriamo l'ultima puntata dell'anno in Rugby House. Fra 2 giorni c'è il Derby d'Italia, ma dentro il Derby d'Italia ci sarà una sorpresa canora non da poco che andremo a scoprire fra qualche istante. Cominciamo con i nostri ospiti. Buonasera, benvenuti a Rugby House. Con noi Giuseppe Boggiani. Ciao Giuseppe, benvenuto. Buonasera a tutti. Avevamo voglia di indagare, capire, captare, intercettare qualcosa che arrivasse dall'altra parte dell'Adige. Abbiamo pensato, chi invitiamo, chi chiamiamo? Ma se noi invitiamo un ex rosso-blu, che adesso è di là, non facciamo una bella cosa? E l'abbiamo fatta. Mamo Bernini. Ciao a tutti. E poi abbiamo detto una sorpresa canora, ambientazione natalizia, Amazing Gospel Choir. Abbiamo il direttore del coro, Marika, benvenuta Marika. Ciao a tutti. Allora, è inevitabile, dobbiamo fare un passo indietro. Sabato scorso la Femice Z Rugby Rovigo Delta esce dalla Continental European Shield, una brutta sconfitta, insomma, Calvisano, è inutile nasconderlo, una sconfitta che ci farà sicuramente crescere, vero Beppe? Sì, sicuramente speriamo di imparare da questa sconfitta e niente, insomma, abbiamo fatto molti errori individuali, di conseguenza anche degli errori, insomma, di squadra come collettivo, e giocando a Calvisano contro il Calvisano, insomma, l'abbiamo pagata cara, ecco. Tra l'altro tu personalmente, insomma, a livello di botte sabato è stata una giornataccia, eh? Ma no, allora io sto bene, ecco. No, ma io non dubito del tuo stato fisico, è che dico poi a livello quantitativo, insomma, si sono un po' accaniti. Vabbè, insomma, adesso non penso che sia stata una cosa personale, no, però, insomma, sì, è stata una brutta sconfitta, indubbiamente, e adesso pensiamo a sabato e, insomma, speriamo che ci sia questa lezione anche per sabato, che comunque è una partita importante e il miglior modo per riscattarsi dopo questa sconfitta è, insomma, anche contro Padova. Ecco, Giacomo, allora, da un punto di vista europeo, diciamo che il Petrarca e il Rovigo si sono un po' eliminate tra di loro, nel senso che voi perdendo in Germania avete praticamente dato la possibilità all'Heidelberg di passare il turno, il Rovigo prendendo Calvisano ha dato il lascia passare al Calvisano. Voi arrivate a una bellissima vittoria contro Viadana, che purtroppo è stata inutile ai fini del proseguo in Europa, però risultate pimpanti, in forma, a livello mentale sicuramente col focus giusto. Sì, sicuramente la squadra un po' tra alti e bassi sta attraversando un periodo di forma. È già successo che abbiamo fatto prestazioni come quella di sabato scorso e alternate a prestazioni un po' meno brillanti. Sicuramente la sconfitta di Heidelberg ci ha penalizzato tanto e ha penalizzato Rovigo e ci siamo fatti un po' lo sgambetto da soli, perché all'ultima partita sarebbero dovute passare 3 italiane su 4 e ci ritroviamo a far passare una tedesca e una georgiana, e per il rugby di casa è una brutta cosa, soprattutto per questo. Ovviamente la sconfitta da Heidelberg, io non c'ero perché sono infortunato, è venuta contro una squadra comunque sorprendentemente quadrata e tosta, soprattutto a livello fisico sono molto organizzati, ne è la riprova anche che ci ha perso anche Calvisano. Sicuramente se avessimo fatto una partita come quella di sabato scorso contro Viadana, penso che l'avremmo portata a casa. E quando sei un attimo lì per lì, giochi contro una tedesca, abbiamo avuto modo di studiarli, abbiamo avuto modo di vederli e sapevamo che era una partita tosta. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, i ragazzi mi hanno detto che insomma erano più tosti di quello che si pensava. È una squadra molto quadrata in difesa e abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco che solitamente, come sabato scorso, ci è riuscito. Beppe, diciamo che se pensiamo che se il Petrarca avesse vinto in Germania noi saremmo già stati qualificati praticamente senza giocare a Calvisano, questa è proprio una beffa per comunque il cammino europeo e anche per questo gusto di giocare contro squadre europee. Tra l'altro un paradosso, se avessimo avuto accesso al turno successivo avremmo incontrato ancora il Calvisano, per cui insomma una cosa un po' particolare. Cosa sta
Diciamo, quali sono i feedback o perlomeno le conseguenze secondo te del match di Calvisano in vista del derby col Petrarca? Ma sicuramente la partita con Calvisano, come diciamo la partita con Padova, ha una valenza storica, ecco, negli ultimi anni anche la partita con Calvisano ha acquisito un'importanza particolare, ecco, per tutto quello che è successo negli ultimi anni. E quindi il fatto che fosse Coppa non doveva giustificare il fatto che la prendessimo sotto gamba, assolutamente. Era comunque una partita importante sia per appunto la Coppa Europa, ma soprattutto per noi anche a livello mentale, a livello di insomma, per caricarci, per dare dei segnali positivi a noi e anche insomma, ai tifosi e alla città, e anche dei segnali positivi perché sarebbe venuto poi il derby con Padova. Purtroppo è andata male, molto male, ma insomma, come ho detto prima, abbiamo l'occasione di riscattarci in un derby in casa e penso che sia comunque la strada migliore. Ecco. Nel post partita sia il coach Joe McDonnell sia Jacques Monberg hanno parlato un po' di arroganza. È la prima volta che esce questo termine a Rovigo negli ultimi anni. Sei convinto che tu che possa essere stato questo un passo falso, un atteggiamento non proprio per il match? Ma come ho detto prima abbiamo fatto tanti errori individuali ma anche degli errori insomma, di squadra. Probabilmente sì, abbiamo peccato un po' di arroganza, nel senso che forti di quello che era successo anche in casa col Calvisano, probabilmente insomma, abbiamo puntato su alcuni punti della nostra squadra, come poteva essere la Mischi, eccetera, ma in questo caso a Calvisano, il Calvisano ci ha accolti in maniera diversa e ha difeso bene. Sì, è che con i se e con i ma e parlandone dopo ovviamente non si va da nessuna parte, però sì, potevamo essere un po' più in alcune circostanze un po' più cinici forse, o comunque essere più consapevoli del fatto che giocavamo a Calvisano contro il Calvisano e quindi insomma, mettere un mattoncino alla volta per poi insomma, giocarci alla fine come d'altronde era stato qua. Ecco, invece probabilmente abbiamo voluto un po' forzare la mano da subito e purtroppo poi per una serie anche di circostanze non è stata la... Si è incanelata in un certo modo la partita. Marica, allora tu onestamente hai detto a inizio trasmissione, io rugby mi piace tantissimo, però non ho mai avuto esperienze di questo tipo. Ti stai un po' contestualizzando, vedere questi ragazzi parlare, insomma, visto anche del concerto, della performance di sabato, com'è? Ma adesso prometto che mi guarderò almeno una partita di rugby. Sabato? Almeno una al mese. Sabato? Allora, sabato me la guardo. E, sì, siccome anche la musica è totalizzante, si ha poco tempo per fare altre cose e quindi si prova di sera, si canta ai fine settimana, è un po' così. Ed è un lavoro di squadra comunque. Certo. E cosa posso dire? Abbiamo questo coro. Che tra l'altro il coro canterà appunto nel terzo tempo, una giornata piena di contenuti che vi dirò e vi elencherò fra qualche istante. Diciamo che la performance avverrà nel terzo tempo, quindi finita sì, la partita, di una partita che si chiama Derby d'Italia, perché Rovigo e Petrarca rappresentano, insomma, rappresenta la sfida per eccellenza del nostro campionato, e che voi, la scelta di invitare l'Amazing Gospel Choir è perché poi voi da un punto di vista proprio geografico siete a metà. Certo. Siamo di Este, anche se non tutti i cantori e musicisti, insomma, facciamo parte dell'area tra Padova e Rovigo e quindi siamo sì, proprio a metà strada. Quando è una scelta politically correct per dire, insomma, siamo in pace, Natale, siamo tutti più buoni e vedremo questa performance che celebrerà. Insomma, e poi abbiamo tantissimi canti sudafricani. E cantiamo in diversi dialetti africani, Lingali, Yoruba, Swahili. E abbiamo il Shosholosa, che era nella colonna sonora di Invictus, che è uno dei brani che facciamo sempre alla fine dei nostri concerti, e un Padre Nostro in lingua Swahili.
Quindi molto interessante e molto piacevole da ascoltare, sì, sicuramente. È musica veramente bellissima che entra proprio dentro, perché poi ci sono le percussioni africane, abbiamo la sezione ritmica è sempre molto importante nella musica di quelle zone, no? Sappiamo, e coinvolge tantissimo anche noi europei e ci trascina proprio. Ecco, come sta vivendo il coro questa performance, questa esibizione? Perché è anomalo probabilmente farlo in un campo da rugby. È vero che durante Italia-Sudafrica è stato un mega Sì, coro, sì. insomma, che Sì, ha intonato sì, i inni nazionali. Sì, che poi conoscevo, perché conosco la Ursula, che ha il figlio che gioca in nazionale, e conosco bene anche la Stefania Miotto. Da ragazzini avevamo cantato assieme all'opera, facevamo delle opere, insomma, al Teatro Verdi, così. E quindi la conosco molto bene, è un'amica, ed è stata una bella occasione, sì, molto bello. Infatti ho seguito in quel frangente. Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della sconfitta di Calvisano, poi rientriamo in studio e cerchiamo di andare ancora più dentro quello che sarà il match, ancora più dentro quello che sarà l'evento di sabato prossimo, 23 dicembre. Tralasciando le 4 finali consecutive con il parziale di 3-1 per Calvisano, Rovigo e Calvisano si sono affrontate 4 settimane or sono al Battaglini, con i bersaglieri che sono riusciti a spuntarlo solo l'ultimo respiro con una meta di Guido Barion al termine di un match di altissima intensità, forse la più bella partita degli ultimi anni nel campionato d'eccellenza. E aspettare di organizzarsi per partire, lì c'è stato un buon guadagno e poi adesso si riprova. Ancora Calvisano pericolosissimo, vicino a linea di meta, sta andando oltre il team di Massimo Brunello, arriva la prima segnatura. La trasformazione di Novijo, parte il tucumano, bandierina su 7-0 Calvisano. Un certo lavoro a favore del Rovigo, perché insomma c'è stato qualche mischia in più vinta da Rovigo, a parte attenzione questa. Tuivaiti. Il drive mi sembrava abbastanza... Attenzione 2-1 dal Ziglio, meta Calvisano. La trasformazione di Juan Novijo non entra, per cui team capolista anche nel campionato d'eccellenza, campionato che riprenderà la settimana prossima. Tutto molto semplice, cedono le prime linee però Tuivaiti la tira fuori semenzato per Lucchini all'interno su Davis, grande offload su Paz, la capacità di tenere viva l'ovale di Enrico Lucchini, è la seconda volta che lo vediamo oggi compiere gesti del genere. Venditti alto. Davis ferma l'abbrivio della seconda linea Calvina, ex nazionale under 20. Zdrilic, l'impatto su Cioffi e Udiete. Ancora Tuivaiti, bassissimo il neozelandese, altra fase veloce Venditti, lo scarico su Biancotti. Ancora Calvisano, pericolosissimo con Fischetti, punta d'amico, scivola via in mutande. Non termina la propria azione però il pilone sinistro romano. Attenzione qui al largo, eccolo qui con Zdrilic, ma dalla meta 22 a 0, è quello che basta al team di Brunello. Ancora sollecitati gli avanti, seconda linea d'attacco Chiesa, prova un varco, non lo trova, messo giù da Davis, Casilio riesce per Lucchina, elementare Susio, la sfida fisica, se ne va Susio, la quarta meta del Calvisano. Dul battesse l'Heidelberger, Rovigo si qualificherebbe per... Molto attivo, molto pronto fisicamente e molto reattivo, mi è piaciuto molto soprattutto nel primo tempo. Da qui parte il carrettino del Calvisano, Jimmy Tuivaiti, la meta del Calvisano. Una partita può andare così, però è ovvio che il Calvisano ha gonfiato i muscoli oggi. Si era mosso un po' troppo in anticipo, il piede di Chillon, poco angolo. Il drop di Chiesa a finire il match in realtà è un modo per dire o la va o è lo stesso, tanto sono in vantaggio di 34 punti. O la va, nel senso che finisce la partita. Qui finisce la partita con la vittoria del Pataro Calvisano per 34-0. Grazie Antonio. Grazie a te Andrea e buon proseguimento. Bentornati Rugby House, pre-derby, pre-Natale, pre-tutto. Facciamo una cosa, Mamo, allora, grande vittoria del Petrarca contro Viadano, ti ho detto insomma che il Petrarca ha tentato in tutti i modi di accedere al secondo turno European Continental Shield, però un Petrarca che
vabbè, tu hai ammesso, abbiamo degli alti e bassi, vorrete essere alti qui, immagino, no? Eh sì, per forza. Soprattutto un derby, abbiamo avuto modo di parlarne un pochino anche con la squadra, è sì un derby e è sempre importante il derby, ma è anche una fase delicata del campionato con delle posizioni delicate per entrambi e stiamo cercando di avere un focus più sulla partita di campionato che per il derby, fermo restando che il derby è sempre un derby, soprattutto in una squadra come sia Padova che Rovigo che hanno abbastanza giocatori autoctoni, è ancora più sentita, è ancora più bella da vedere. Ecco, personalmente non mi aspettavo un Petrarca così di qualità, così efficace, ne abbiamo parlato più volte durante la trasmissione. Dimmi un qualcosa di speciale che ha portato Andrea Marcato all'interno del vostro team. Andrea ha sorpreso in tanti per quanto veramente ha fatto fare il salto di qualità a questa squadra. Era facilitato dal fatto che l'anno scorso Andrea era dentro lo spogliatoio, era un giocatore, mezzo allenatore e abbiamo avuto un anno un po' difficile l'anno scorso. Internamente, vero? Internamente, a livello di dinamiche interne, quindi sapeva perfettamente di cosa avevamo bisogno e cosa avrebbe fatto lui per sopperire alle nostre mancanze dell'anno scorso. E penso che sia a livello tecnico che a livello umano abbia fatto un grandissimo lavoro e anche per questo stanno arrivando i risultati, perché se poi andiamo a vedere la squadra è più o meno quella dell'anno scorso. Infatti. E quindi abbiamo cambiato qualche pedina, ma più o meno di livelli paritari. Tanti giovani dentro. Tanti giovani dentro, ma anche tanta fiducia a chi non gioca magari con più continuità e sta facendo un bel lavoro. Iniziamo a vedere che ci sono 35-40 giocatori che di pari livello che lottano ogni volta per la maglia e questo aiuta sicuramente molto anche le prestazioni. C'è tanta competizione, c'è tanti ruoli coperti, con magari anche gente che una partita la fa titolare, la partita dopo in tribuna. È una situazione che sicuramente è un vantaggio per Marcato, ma è anche un motivo di preoccupazione. Sta gestendo molto bene il gruppo, sta gestendo molto bene la fase tecnica e spero che continueremo in crescendo partendo anche dalla partita contro Partendo dal 6 gennaio, quando rientrerà il campionato, il 23 adesso, 2017. Beppe, come FMC Z Rugby Rovigo noi dobbiamo anche un po', diciamo, rifarci della sconfitta in Europa, a Padova, il Petrarca. Un Petrarca stoico in quella partita, è riuscito comunque a vincere contro Rovigo, sebbene fosse in inferiorità o con degli effettivi infortunati. Insomma, una partita che lì, ai miei occhi personalmente, ma penso agli occhi di molti, ha dimostrato un carattere, una spina dorsale, una volontà diversa rispetto all'anno scorso. Sì, è stata una partita, insomma, che il risultato appunto ha rispecchiato quello che poi era successo in campo. A mio parere, adesso sì, non so, il Padova comunque il Rovigo è cresciuto tanto, sia come appunto consapevolezza che come anche gioco. E, niente, sì, c'è stato quell'episodio lì della Coppa, sempre una partita di Coppa, quindi sì, insomma, non so quanto sia effettivamente attendibile, sì, anche se, ripeto, come ho detto con Trevisano, non dovrebbe essere questa una discriminante, però sembra una partita di Coppa, anche lì, adesso mi ricordo sì, un errore grosso che abbiamo fatto sulla prima metà loro, penso, però poi lì mi ricordo che avevamo comunque combattuto fino alla fine, ci avevamo provato fino alla fine, purtroppo non siamo riusciti, ma comunque non ci siamo tirati indietro.
è risultato quasi più una partita che ha buttato le ortiche Rovigo rispetto a Vittorio Petrarca. Mi ricordo Rizzi che non riusciva nemmeno a camminare, Nostran che ha giocato all'ala l'ultimo, insomma è stata comunque una grande partita del Petrarca, soprattutto di carattere. Cosa state temendo più del Rovigo lì da voi, insomma? Ma sinceramente, viste soprattutto le partite dell'anno scorso, perché come diceva Peppe, la partita di Coppa, lo scontro di Coppa lascia un po' il tempo che trova. Non che né una né l'altra l'abbia presa sotto gamba, però guarda l'anno scorso, in Coppa abbiamo vinto e poi, a parte il pareggio qua al Battaglini strappato all'ultimo secondo, abbiamo avuto tante difficoltà l'anno scorso. Sicuramente ci aspettiamo una squadra solida lì davanti, nonostante la prestazione. No, vedevo la mano, cioè nonostante Beppe. No, nonostante abbiate detto che avete sofferto contro Certo. Calvisano, e la forza di Rovigo ultimamente è sempre più lì davanti, e quando la squadra è in avanzamento lì davanti è un po' un principio del rugby generale. Però soprattutto qui da voi, quando riuscite a tenere l'avanzamento con la mischia, la squadra gira molto meglio e gira molto bene. Quindi cercare di limitarvi un po' lì sicuramente sarà cosa, ma non vi svelo niente, non vi sto svelando niente, nel senso, non vi sto svelando niente perché era una cosa molto, molto elementare. Ecco, noi ringraziamo lo staff del Petrarca, tutto il management per averci dato Mammo Bernini, ma se deve venire qua e non dirci niente, la prossima volta non lo invitiamo, perché insomma, anche noi abbiamo i nostri scopi. Beh, per noi cosa temiamo del Petrarca? Ma sicuramente il fatto che, appunto, come abbiamo detto prima, sono cresciuti tanto già avevamo perso quella partita là, poi che sono cresciuti, insomma, no, sicuramente anche loro penso che abbiano come punto di forza la mischia, ma anche fuori, insomma, ci hanno fatto male. Vedremo, non sarà il migliore, sicuramente è una partita che entrambe le squadre prepareranno al meglio con un'attenzione particolare, e insomma vedremo chi riuscirà, ecco. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire i commenti che arrivano dagli altri campi, quindi gli altri rumors di quest'ultima giornata dell'andata del campionato di eccellenza, e poi rientriamo perché parliamo di eventi legati alla partita di sabato prossimo, per cui parleremo di Amazing Gospel Choir e di altri contenuti che vedrete sabato allo stadio Mario Battaglini. All'Acqua Cetosa è di nuovo derby tra Lazio e Fiamme Oro. Dopo l'incontro della scorsa settimana in Coppa Italia alla caserma Gelsomini, le due squadre romane si incontrano nuovamente. Per ora gli score sono tutti a favore della squadra della Polizia di Stato, in grado di vincere nel trofeo eccellenza sia in casa della Lazio sia a casa propria. Difficile che anche in questo caso la Lazio riuscirà a spuntarla. C'è da dire però che la squadra di Montella ha bisogno di vincere per uscire dalla zona retrocessione, per quanto ricordiamo non ci siano retrocessioni, ma comunque per arrivare almeno a 10 punti, stesso punteggio del Reggio, mentre alle Fiamme Oro serve assolutamente una vittoria, perché visti gli incroci di giornata non si può perdere neanche un punto per rimanere incollati a quel quarto posto, che significa playoff. Un tunnel freddo, lungo e scuro, e fuori di quello una notte forse ancora più buia. Nella settimana più difficile della storia del rugby moglianese, il match di sabato, valido per il 9° turno del massimo campionato, suona come la ciliegina beffarda messa lì dal più perfido degli sceneggiatori. A 2 giorni da Natale, il 15 bianco-blu dovrà infatti affrontare nella peggiore condizione mentale possibile la capolista Calvisano. Fino ad un paio d'anni fa, uno dei match più attesi della stagione in eccellenza per qualità di gioco e giocatori messi in campo. Ora una triste occasione di veder battersi come Davide contro Golia una squadra alla disperata ricerca di certezze dentro, ma soprattutto fuori il rettangolo verde. Di fronte allo scenario deflagrato in tutta la sua prepotenza lo scorso mercoledì, a seguito delle rivelazioni pubblicate sul blog Polesine Rugby e poi riprese dalla stampa locale e nazionale, viene da chiedersi con quale sofisticata alchimia il tecnico dalla Nora riuscirà a mettere insieme i pezzi di uno spogliatoio colpito duro da quanto comunicato dal club ai giocatori, in un confronto che doveva restare riservato, vale a dire una situazione estremamente dura dal punto di vista finanziario,
con l'ipotesi molto plausibile di tagli importanti agli emolumenti che dovrebbe riguardare tutta la rosa. Una situazione esplosiva, con il gruppo in attesa di notizie dalla società e la società in attesa di notizie dagli sponsor, che pare non abbiano onorato gli impegni presi nelle scadenze dovute. Una lista di ben 12 nominativi nel frattempo parrebbe essere spuntata al termine di quella riunione. Si tratterebbe di atleti non disposti ad attendere gli esiti del piano di emergenza approntato dalla dirigenza trevigiana, quindi potenzialmente tutti sul mercato. Tra questi Alvorsen, Padrò, Connolly e Bornas, con il numero 8 sudafricano, notizia delle ultime ore, già rientrato in patria, e più di qualcuno intenzionato a seguirlo, forse nel brevissimo periodo. La dirigenza, con il presidente Coro davanti a tutti, sta cercando di contenere l'impatto della cosa, lavorando nel contempo ad una soluzione sostenibile per chiudere la stagione. Soluzione che nei piani dovrebbe essere comunicata prima della partita, con tutto quello che poi ne potrebbe conseguire. Sabato, per l'appunto, arrivano nel frattempo i campioni d'Italia. Gara non solo sulla carta praticamente impossibile per il divario tecnico oggettivo tra le due squadre, ma ben di più per le condizioni psicologiche che si troveranno ad affrontare i giocatori e lo staff moglianese, impegnato ora certamente più a tenere assieme i pezzi che a lavorare di fino su tattica e strategia. Squadra in campo alle ore 15 con un assente sicuro. Il clima delle feste sarà infatti tutto da un'altra parte. Il freddo pungente di dicembre, la tradizionale rivalità, un solo punto di distanza in classifica, il bisogno di tornare a sorridere dopo le delusioni della terza Coppa Europea. Senza dimenticare che sarà l'ultima partita del 2017, motivo in più per chiudere in bellezza e trascorrere buone feste. Non manca nulla a questo derby d'Italia numero 161, che sabato pomeriggio scalderà gli animi dei sostenitori rossoblù e tuttoneri, tanto diversi intimamente, quanto simili nel considerarsi legittimamente patrimonio del rugby italiano. Rovigo e Petrarca arrivano da una bruciante eliminazione in Continental Shield, maturata con presupposti differenti. Se per i polesani di McDonnell si è consumata con una rovinosa sconfitta esterna, che ha spianato la strada al sorpasso dei tedeschi di Heidelberg, per la squadra di Marcato e Allori, la beffa si è materializzata proprio in virtù dei successi delle rivali Calvisano e Batumi, per un misero punticino, nonostante un largo successo sul Viadana. Da parte rodigina c'è quindi una fiducia da ricostruire, nel gruppo e con i tifosi, dopo la prova del tutto negativa offerta sul campo dei campioni d'Italia. E il derby è senz'altro l'occasione ideale per uscire da un momento di crisi, rigenerati mentalmente e con punti importanti in saccoccia. Per il 15 di Padova il discorso non è molto distante, con la differenza che i tuttoneri puntano al sorpasso al secondo posto e vogliono invertire una tendenza che negli ultimi 5 anni li ha visti perdere 5 incontri su 6 al Battaglini, playoff inclusi, a parte il pareggio 20-20 del marzo scorso. L'ultima vittoria petrarchina a Rovigo risale addirittura al 2011-2012, ancora nell'era Presutti. In palio, come da recente tradizione, ci sarà anche la Adige Cup, passata in mani padovane in ottobre, con il successo per 18-13 nel derby di Continental Shield giocato al plebiscito. Questa volta si gioca per il campionato, una ragione in più per aggiudicarsi la sfida più attesa della stagione, che inizierà alle ore 15 agli ordini dell'arbitro Vincenzo Schipani di Benevento. Dopo il doppio turno di trofeo Eccellenza Continental Shield, che ha stabilito il passaggio alle semifinali della terza Coppa Europea della sola Calvisano tra le 4 italiane, le formazioni del campionato Eccellenza tornano in campo sabato 23 dicembre per la 9ª giornata, che si giocherà tutta alle ore 15 in contemporanea, tra l'altro, con il derby celtico tra Treviso e Zebre. Allo Zaffanella va in scena la sfida tra i padroni di casa di Viadana e i Medicei, in un match di enorme importanza in chiave playoff. Chi perde rischia infatti di arrivare al giro di boa dell'anno solare staccato dal treno delle prime 4, e considerando che il quarto posto è attualmente occupato dalle Fiamme Oro impegnate contro la Lazio, ecco che riuscire ad uscire con alcuni punti dalla sfida di sabato sarà di fondamentale importanza. La squadra di Frati è reduce dalla sconfitta di Continental Shield contro il Petrarca, mentre quella di Presutti ha osservato un turno di riposo nel trofeo Eccellenza ed è ferma dal 9 dicembre. Nessuna, dicevamo, può permettersi passi falsi, anche se il pronostico, per quanto resti aperto, pende dalla parte dei padroni di casa per motivi di fattore campo. Bentornati in studio Rugby House, ultima parte della nostra trasmissione. Forse, vediamo come va e quanto tempo ci danno a disposizione. Volevo tornare da Marica, Amazing Gospel Choir. Allora, il concerto sarà alle 17:15, quindi più o meno una mezz'oretta circa, dopo il termine della partita. Parlaci un po' del coro, quanti elementi siete, hai già un po' spiegato che tipo di musica proporrete. Raccontaci un po'. È un coro misto che va dai 14 anni in su. Siamo
circa una quarantina con musicisti, compresi musicisti, e facciamo spiritual gospel african come repertorio. Abbiamo fatto concerti anche all'estero, abbiamo rappresentato la città di Este in Gran Bretagna, in Croazia, in Germania diverse volte, anche davanti alla Guardia Reale della Regina Elisabetta. Addirittura. Ho partecipato a un evento incredibile, ero emozionatissima e quindi sì, ho portato un brano originale. Quindi. Sì, è un coro che ha 16 anni ed è partito così, dall'entusiasmo di pochi, e strada facendo si sono aggiunte tantissime persone, tantissime voci, proprio da tutta la zona. Abbiamo persone che vengono dal nord di Padova, persone di Rovigo, persone che vengono quasi da Vicenza, cioè è proprio un punto di riferimento, insomma, per questo genere, questo tipo di repertorio. Ecco, quindi un po' di gente di Rovigo, un po' di Padova, un po' di Vicenza, sarà un derby nel derby anche lì alla fine, no? Sì, Ma alla si fine. va d'accordo? Sì, dai. Si va molto d'accordo, specialmente quando c'è poi anche il nostro terzo tempo, dove si mangia, si beve. Perché c'è un terzo tempo anche da voi. Certo, non può mancare. Quindi Non abbiamo può unito mancare. queste entità affini, insomma, per dare un sabato pomeriggio diverso, per celebrare Natale, scambiarci i regali e ovviamente, insomma, stare insieme, perché alla fine resta sempre uno sport. Quando vince Rovigo, quando perde Rovigo è un'altra cosa che non stiamo qui a dire, però ci penseremo. Allora, diciamo 17:15, una mezz'oretta circa di show. Noi abbiamo un repertorio per 3 ore, quindi noi cominciamo, poi qualcuno poi ci dirà quando finire. Anche perché so che avete un impegno a Vicenza Sì, la sera stessa, sì, perché sì, dovrete un sì. po', insomma... Sì, ma i tempi ci sono, quindi... Cosa ti insomma, aspetti da questa esperienza magari nuova per voi e nuova anche per il popolo del rugby a Rovigo? Allora, io personalmente mi aspetto sempre un sacco di tensione, perché essendo un coro cantiamo sempre in posti diversi. Questo è proprio il posto più diverso se si può dire, in cui canteremo, e quindi ecco, io che sono un po' maniaca del controllo, È una bella sì, sfida devo quella lì, vedere, è sì. una bella sfida. No. E spero che il nostro, insomma, repertorio piacerà. Faremo sicuramente i brani più belli che abbiamo in programma, Bene. che abbiamo in repertorio, e abbiamo delle voci soliste molto, molto belle. Abbiamo una ragazza, Ilaria Mandruzzato, che studia qui a Rovigo. Lei è di Vo Euganeo, quindi è padovana, ma studia a Rovigo al Dipartimento Jazz. E quindi insomma siamo proprio uniti. Scusami Marica, Sì. però hai nominato jazz, Sì. per cui mi hai svelato Un segreto. un passaggio, un segreto che io non conoscevo, ma nemmeno, diciamo, lo staff di Rugby House conosceva. Ci racconti quell'aneddoto legato ai concerti? Allora, c'è il jazz club ufficiale di Rovigo e poi ci sono i jazz club clandestini. Attenzione. Allora, quando ci sono questi artisti che vengono da oltreoceano, li prendono nel day off, se li portano in soffitta, si organizza una serata clandestina e si ascolta della musica bellissima fatta sul momento con i musicisti che sono disponibili, si sta in compagnia, si mangia, si beve insieme e si ascolta musica. È buonissima, buonissima E Rovigo musica. è una città che ha... Dove succedono queste cose, sì, poi anche a casa degli studenti stessi, oppure di gente appassionata, che Quindi- va proprio a rapire i musicisti e va, no, stasera sei a casa mia, chiamo un po' gli amici e facciamo un e si concerto suona. così. Quindi concerti clandestini a Rovigo. Sappiate che sentite la musica jazz in giro, sta avvenendo qualcosa di molto molto particolare. Allora, una cosa interessante, abbiamo detto del concerto dell'Amazing Gospel Choir, e qui Marica torno da te perché c'è da fare, da mettere i puntini su lì sulla pronuncia, no? Perché Sì, vedete che certo. tutti dicono choir, ma in realtà non è È così. sbagliato. È sbagliato perché è choir, spiega È il perché. choir perché è una pronuncia ovviamente eccezionale, irregolare, come nella maggior parte, insomma, dell'inglese, e deriva dal latino, da coro.
Quindi choir e non choir. L'ho chiesta prima di dirlo. E quando c'è scritto chorus nelle partiture non è coro ma è ritornello, quindi chorus è il ritornello, il choir è il coro. Signori, lezioni di musica, grazie a Marica, stasera Rugby House, Open Mind, musica, rugby, divertimento, insomma questo è anche il nostro scopo. Prima però della partita celebreremo un anniversario molto importante, ovvero i 40 anni dalla prima partita degli All Blacks in Italia. Il tutto veniva nel 1977 alla Piani di Padova, 15 del presidente contro All Blacks, e ricorderemo quella sfida con i protagonisti, con dei video, per cui nel pre-partita altre emozioni da vivere insieme allo stadio Mario Battaglini, sabato a partire dalle 15. E in tal proposito abbiamo un contenuto, abbiamo intervistato l'avvocato Vittorio Cogo, che era vicepresidente federale al tempo, è stato uno dei fautori di questa sfida, che ce ne vuole parlare e che vuole presentare appunto quanto ricorderemo e celebreremo sabato prossimo. A fine estate del 1977 telefonò in federazione qualcuno della federazione neozelandese. Dovevano fare una tournée in Francia fine ottobre, novembre, e chiesero se potevano fermarsi 2 giorni in Italia, 3 per allenarsi. A quel punto io ero presidente facente funzioni perché il presidente Martone era malato. Ho subito contattato la federazione neozelandese dicendo che non solo potevano fare un allenamento, ma potevano anche disputare una partita, e loro intendevano di allenamento. Invece io ho proposto una partita sostanzialmente con la nazionale italiana. Mi hanno detto che non era possibile incontrare un incontro ufficiale con la nazionale italiana, e allora ho proposto un 15 del presidente e anche con 2 o 3 giocatori stranieri che giocavano nel campionato italiano. Hanno detto l'ok, e quindi si è organizzata questa partita, che è diventata anche l'evento commemorativo del 50° della Federazione Rugby. La partita poi ha avuto l'esito che sappiamo 40 anni dopo. È stata una partita splendida alla Piani, abbiamo rischiato di vincere perché fino all'80° eravamo 10-9, i giocatori hanno giocato stupendamente tutti. L'allenatore, la nazionale italiana in quel giorno, il giorno dopo, domenica, era impegnata in Polonia con un torneo della FIRA, quindi la nazionale A era là. Però molti giocatori li abbiamo tenuti quasi tutti in Italia perché quella era la partita importante. Non poteva giocare Elio De Anna perché era convocato con il resto del mondo a Parigi, e hanno giocato come giocatori stranieri Naudé del Rovigo e i 2 mediani del Petrarca, Pardier e Bebro. Partita splendida. Un mese fa o 2 mesi fa mi ha telefonato Andrea Rinaldo, che giocava a seconda linea con Naudé, dicendomi che il capitano di quel 15 del presidente era un po' arrabbiato con me perché non avevo pensato niente in occasione dei 40 anni di quell'evento per celebrarli. Allora, scherzando, ho detto che l'avrei fatto il 50°, in realtà ho cominciato subito a organizzarlo assieme con Lello Salvan, che mi ha dato una mano, e altri. I giocatori sono stati entusiasti di poter ricordare questa manifestazione, e quindi volevamo farla, devo dire la verità, a Padova, quindi nella stessa città dove si è giocata la partita, in occasione di Italia-Sudafrica. Però insomma non c'erano spazi per quelli che noi ritenevamo spazi adeguati per un evento del genere, e quindi ci siamo trovati a Firenze in occasione di Italia-Argentina con Bonetti e con Rinaldo, e c'era anche Lello Salvan che ha avuto l'idea splendida di dire: e perché non vi trovate a Rovigo in occasione del derby Rovigo-Petrarca? Tutti e 2 gli altri d'accordo, tutti d'accordo, e quindi nasce questa organizzazione, e sarà bello. È ufficiale, questa è l'ultima parte, il Rugby House, ho detto che era una puntata un po' naif. Allora, partiamo con i tifosi. Edoardo vuole chiedere a Giuseppe Boggiani com'è possibile riprendersi dopo la brutta sconfitta di sabato. Direi che la risposta è scontata, ma non la dico. Nel senso, insomma, cercate di capirmi. Non voglio... Insomma, è quella, ecco, e vedremo come andrà. Perfetto. Allora, Mamo, io ho una domanda, non te l'ho più fatta perché non c'è più stata occasione. Vorrei che tu guardassi quella camera e ci raccontassi i tuoi pensieri
in quei 10 minuti seduti sulla panchina nella finale scudetto? Sono stati più duri quei 10 minuti in panchina che i 70 in campo, sinceramente. Ricordo benissimo quando Stefan ha fatto l'intercetto praticamente sulla linea di meta. Lì, se fosse andata diversamente da comunque un protagonista in positivo, certo, probabilmente mi ritrovavano in piazza maciullato. Probabilmente non saresti qui in questo momento. Sicuramente, quello sicuramente. E è stato brutto, quei 10 minuti per fortuna subito dimenticati, perché quando c'è stato il triplo fischio finale tutto passa in secondo piano. Certamente. È stato un anno bellissimo, anche lì personalmente tra alti e bassi. Fino a febbraio avevo giocato poco, meno sicuramente di quanto mi aspettassi. Poi per una serie di sfortunati eventi per gli altri, fortunati per me, ho avuto modo di giocare con continuità fino alla fine. Non ringrazierò mai abbastanza Joe McDonnell, perché anche parlandoci dopo non ce ne sono tanti allenatori che avrebbero agito come ha agito lui. Nel senso, io sono pari ruolo di Teo Ferro, certo, l'anno che era il capitano, un giocatore importantissimo per Rovigo. In quel momento era rientrato e sinceramente mi ha fatto molto piacere quando John mi ha detto: stai giocando bene, per adesso continui te. Appena sbagli c'è Teo. Per fortuna ho sbagliato gli ultimi 10 minuti e non c'erano più partite dopo, e per fortuna soprattutto l'abbiamo portato a casa. E qui devi ringraziare anche il tuo amico Giuseppe Boggiani, che ha deciso bene di farsi male in semifinale col Mogliano, così Teo è andato in seconda e ti ha tenuto al posto di numero 8. Quello sicuramente. Fatto per il mio amico. L'amicizia. Cioè, ti rendi conto? Era stanco. No, ma la chiusura del cerchio, la tua presenza qui oggi, hai capito? È tutto calcolato. Sì. Sono qua solo perché ho saputo che c'era... Infatti. E a Beppe ho chiesto di venire durante la cena di Natale, per cui più buono di così non poteva essere. Visto che hai ben sott'occhio entrambe le realtà, cos'è che ti piace di Rovigo e ti piace meno di Rovigo? Cos'è che ti piace del Petrarca e un po' meno del Petrarca? O perlomeno, insomma, cerca di bilanciare le due cose, aspetto positivo e negativo di entrambi gli ambienti. Allora, di Rovigo diciamo che è un po' la stessa cosa, cioè sia in positivo che in negativo. Vai. È bellissimo giocare e è l'unico posto in Italia dove puoi giocare sentendoti veramente un giocatore di rugby. Mi spiego meglio. Ti senti veramente un personaggio per la città, perché è una città che sente tanto il rugby, che vive di rugby, che è malata di rugby in senso buono del termine. Io ho avuto la fortuna di starci nell'anno della vittoria dello scudetto. Che fortuna hai avuto. 1 su 1 secco, 100%. 1 su 1, 100%, quindi non mi sento... Cioè, in prima persona non ho vissuto quella che probabilmente potrebbe essere la parte negativa, ma che fa parte comunque del gioco. Nel senso, con questa grande attenzione quando le cose non vanno benissimo. Certo. Arrivano ancora più pressioni da fuori, è ancora più difficile magari venirne fuori o magari da uno stimolo in più. Hai vissuto però un dicembre abbastanza focoso, sì, quando eri sì, qua. Sì, un dicembre abbastanza focoso, quello sicuramente. Però insomma è stato un anno estremamente positivo per me, perché sono stato qui e le cose sono andate bene. Sempre mi immaginavo, ma se si inizia a perdere cosa succede? Probabilmente a bere il caffè ci vai anche più malvolentieri e stai anche un po' più in casa. Quindi diciamo, sono due facce della stessa medaglia che potrebbero essere positive e negative. Petrarca, Padova. A Petrarca sicuramente è una realtà storica quanto Rovigo. C'è una solidità societaria molto... non sto parlando a livello economico, proprio di tradizione, sentono molto
l'attaccamento alla maglia, sentono molto il fatto che da Padova ci sono passati dei grandi campioni, come campesi tutti poi legati alla società, legati al territorio. C'è una legacy forte, quindi. C'è una lega molto forte, ci sono degli impianti veramente molto belli. Certo, la Guizza è una perla. La Guizza è veramente un impianto fantastico e a livello... È qualcosa di negativo? No, sicuramente qualcosa c'è. Allora capiamo, è un Però tesserato del Petrarca Rugby. Facciamo finta che non lo dico perché... Allora, l'ha detto ma nessuno l'ha sentita, così siamo a posto. No, è giusta, ci sta, insomma. Di qualcosa sulla città, ecco, hai meno attenzione rispetto a Rovigo per colpa della città. Diciamo una cosa, con il fatto che ci sono veramente tanti giocatori di Padova che hanno comunque le amicizie loro all'interno della città, a volte si tende un pochino più a stare meno tutti insieme di squadra, perché magari dopo la partita quello c'ha la laurea del suo amico, quello c'ha... E a volte a livello fuori dal campo stiamo meno insieme rispetto a quanto stavamo per esempio qui a Rovigo, e che poi creano delle dinamiche molto positive anche in campo. E probabilmente l'anno scorso, che ti dicevo dei problemi, se ci fosse stato un gruppo ancora più forte avremmo potuto superare le problematiche che abbiamo avuto l'anno scorso. Così le abbiamo subite un po' di più. Ecco, ti dico questo, Giacomo. Ora, Giuseppe, come te, non è di Rovigo, ma ormai si è talmente integrato che il CONI gli ha dato la medaglia di bronzo al merito sportivo per aver vinto lo scudetto. C'erano tutti di Rovigo, a parte Giuseppe Boggiani, che è di Noceto, ha ricevuto questa medaglia di bronzo. Mi sono diventato a tutti gli effetti. L'ha mandata qua. Ha preso anche l'accento, lui parla già il dialetto. Ho il domicilio alla Federazione Domicilio Stadio Battaglini. La casa di tutti ormai è diventata. Senti, battuta secca, poi chiudiamo. Chi è più forte a basket fra voi due? Non lo so, sicuramente io sono più funambolico. No, diciamo... Passaggio dietro la schiena, io sono più spettacolare. In uno sport come il basket conta, sì, conta. Sì. Basket però non siamo in NBA. No, forse è più efficace. Sì. Sì, sono più efficaci. Io gioco più per la squadra a basket perché ho giocato. Mamma è più da street basket. Street ball, queste cose qua. Perfetto, allora, praticamente siamo in chiusura di Rugby House, iniziamo a ricordare tutto quello che accadrà sabato. È inutile ricordare il derby d'Italia, FMCZ Rugby Rovigo Delta Petrarca Padova per la 9ª giornata di campionato d'eccellenza, l'ultima d'andata, a partire dalle 15 qui al Tempio, allo stadio Mario Battaglini. Questa sfida sarà aperta con la celebrazione del quarantennale della prima sfida, la prima partita degli All Blacks in Italia contro il 15 del Presidente, e poi in chiusura nel terzo tempo a partire dalle 17:15 avremo Marika e tutto l'Amazing Gospel Choir a intrattenere e a divertirci. Per cui ringrazio Giuseppe Boggiani. Grazie a voi. Grazie Mamo. Grazie a tutti. Marika, grazie mille, noi ci vediamo sabato e non so, non posso dire che canteremo con voi, ma godremo della vostra musica sicuramente. Sicuramente. No, non è che non voglia cantare, che se cantiamo noi roviniamo il vostro spettacolo, ecco, era quella l'unica cosa da dire. Vi aspettiamo sabato, sarà un evento nell'evento, sarà una grande partita, una grande occasione per stare insieme e scambiarci ovviamente gli auguri di Natale. Buonanotte.